L'idea nasce dall'esigenza del nostro cliente di ricevere un impianto spina personalizzato che si potesse interfacciare con l'impianto esistente. Non era possibile con le colonne in commercio, quindi abbiamo dovuto farlo da zero. Ho fatto una bozza su carta di quello che poteva essere, secondo me, un lavoro molto particolare. Il locale, essendo in stile biker, mi ci sono ritrovato molto a mio agio. Essendo motociclista mi è venuta la lampante idea di utilizzare un impianto di scarico per realizzare la colonna, ovvero utilizzando l'acciaio inox e creando dei collettori che fossero fatti a settori. Finiti gli ultimi lavori andremo al buco di Udine e la montiamo. Ciao, sono Paolo. Sono Simone, Sono Gigi Dori, uno dei soci del Buco. Buco che sta per Burger & Cocktail. Buco anche inteso come far sì che tutti quelli che hanno la mia passione possano andare in giro per l'Italia e trovare la loro casa. il nostro Buco. È un pub che ammicca tutto il mondo. Della custom culture. Abbiamo scelto qui al Buco Fulbrao perché ritenevamo partner ideale. Quando abbiamo deciso di cambiare le spine della birra, a Gigi è venuta un'idea e ha contattato i tecnici Fulbrao perché erano i migliori per poter realizzare il nostro progetto. L'idea della spina nuova parte dalla mia passione nel mondo custom. Customizzare un impianto di birra non era facile. Dall'idea è partito, lui ha capito subito cosa avevo in mente. Le due passioni si sono unite e hanno creato quello che sarà uno spettacolo secondo il mio punto di vista. Adesso mi bevo questo birrone per festeggiare questa meravigliosa creatura direttamente dalla spina al bicchiere.